Allora, la vicenda del Toniolo è legata indissolubilmente alla città di Pieve di Soligo. Qui ha sede l'Istituto Beato Toniolo, Toniolo che è sepolto nel nostro Duomo, attività che ormai da tanti anni viene svolta in coordinamento tra tanti soggetti a partire dall'Istituto Beato Toniolo proprio per la valorizzazione, la conoscenza e la promozione di questa figura, di questo straordinario economista sociologo cattolico dichiarato beato dalla Chiesa nel 2012. Noi oggi che cosa presentiamo? La Carta Toniolo, 12 punti in cui diciamo la verità, l'attualità, la modernità di Giuseppe Toniolo dal punto di vista del suo insegnamento morale, etico, economico e sociale, dal punto di vista della democrazia, così come ci ha ricordato la recente settimana sociale di Trieste. Poi facciamo il punto su un'iniziativa bellissima di quest'estate che sta avendo uno straordinario successo, che è quella del Festival La Musica nel Sacro, promuove sempre l'Istituto Beato Toniolo lungo le sue vie di bellezza, di cultura, di spiritualità, di arte sacra, e poi c'è il prossimo appuntamento, il 7 ottobre, il premio Giuseppe Toniolo. Ormai siamo alla 9ª edizione, ormai un respiro nazionale per una città che è legata a una figura che sicuramente dà risalto, sostegno, promozione a Pieve di Soligo, ma all'intero territorio.